Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti voi che siete collegati dai vostri studi, dalle vostre case, per questo nuovo appuntamento della web conference Riqualificare NZEB. Come vedete già da questa prima slide, oggi parleremo di ristrutturazioni in standard passivo. In questo viaggio all'interno della nostra penisola alla ricerca delle migliori pratiche di riqualificazione, oggi ci troviamo in Piemonte con l'ingegner Roberto Viazzo, che vedete già collegato e che io intanto saluto. Buonasera Roberto. Buonasera Lara, grazie dell'invito. Prima di lasciare la parola all'ingegnere che tra un po' vi vado a presentare, io vi ricordo solo una cosa, che avete come al solito la possibilità di rivolgere all'ingegnere delle domande nell'apposita sezione domande del menu a tendina che avete sulla vostra destra. Le domande poi saranno poste da me all'ingegnere mano a mano naturalmente che arriveranno. Dunque, iniziamo questo pomeriggio, visto che c'è stato un piccolo problema tecnico, e vi presento immediatamente l'ingegner Viazzo. L'ingegnere è CEO e founder di una startup innovativa di Milano e anche titolare dello studio RV Consulting and Design, che si occupa di servizi di consulenza e di progettazione energetica con standard Passive House, Healthy Home e Smart Home. Detto questo, io lascerei direttamente la parola all'ingegnere, perché con lui oggi vedremo appunto se si può riqualificare in standard passivo ed eventualmente perché si dovrebbe riqualificare in standard passivo e soprattutto andremo a vedere tutta una serie di ristrutturazioni proprio in questo standard, per cui io vi ho già risposto alla prima domanda che avevo posto. Per cui io lascio adesso la parola direttamente a Roberto. Roberto, prego, a te la parola. Grazie Lara e buonasera a tutti e grazie della partecipazione. Come ha detto già anticipatamente Lara, io vi parlerò oggi proprio di ristrutturazioni con standard Passive House. Chi siamo e cosa facciamo? Ci ha già ampiamente presentati Lara, ma ve lo diciamo, siamo una startup innovativa nata nel 2008 sulla base, si può dire, di una grande esperienza di cantiere che ho acquisito io personalmente, per poi evolversi e creare uno studio di progettazione architettonica, strutturale ed energetica, per poi arrivare a fare solo questo, quindi consulenza e progettazione energetica con solo lo standard My Passive House, che è un po' il nostro must per quanto riguarda appunto la certificazione e la progettazione di un edificio, con servizi annessi di il T-Home e Smart Home, perché è molto importante oggi creare sempre più salubrità all'interno della casa e allo stesso tempo renderla sempre più smart, sempre più connessa col mondo esterno, ma anche con tutto quello che è l'interno della casa stessa. Quindi cosa facciamo? Offriamo servizi di consulenza e progettazione energetica per progetti di architettura in Italia e all'estero. A chi? A tutti, progettisti, imprese, società, amministrazioni, semplici appassionati. In sostanza noi partiamo da un progetto architettonico sulla base del quale noi andiamo a creare appunto un progetto energetico per portarlo ad essere cantierizzabili in cantiere, appunto. Quindi per noi diventa importante questo concetto perché molte volte ci dispiace vedere buttare via dei bellissimi progetti architettonici proprio solo perché non hanno avuto un'attenzione particolare ad andare appunto a ricercare qualcosa di importante e di evoluto, si può dire, che è appunto la certificazione e la progettazione. Forse io ho un concetto, non è tanto certificazione ma progettazione passo, perché passive house vuol dire progettare un edificio. Per far cosa? Appunto per collaborare. Un nostro concetto, sulla base appunto della nostra esperienza, è che oggi dal nostro punto di vista non si può essere più tuttologi, ma bisogna collaborare per creare dei team importanti e per dare dei grandi risultati sul mercato. Cos'è una passive house? Una passive house fondamentalmente, questa è a San Gimignano, è un edificio realizzato ormai da 6 anni e mi fa capire cos'è una passive house, perché non la dico io. Infatti durante questo piccolo webinar, questo breve webinar, io vi parlerò di case passive non in maniera didattica, ma in maniera pratica e concreta. Le impressioni dopo un anno. Infatti vi parlerò di cos'è una passive house non dicendolo io, ma da chi l'ha abitata. Ovviamente sono sempre le donne, quelle un po' più restie, un po' più reticenti nell'andare a pensare alla casa un po' più evoluta e la signora mi ha detto guarda Roberto, io non voglio avere una casa con troppi vincoli perché abbiamo un agriturismo, io voglio entrare e uscire con estrema facilità, non voglio avere
il vincolo di andare a aprire e chiudere le finestre perché c'è il sole. E invece lei, dopo un anno di utilizzo, lei mi scrive appunto questo. Ciao Roberto, Marco e Matteo hanno delegato me per le mie prime impressioni sul primo anno scorso e appunto gli dice la mia forte reticenza nel credere nella possibilità di vivere in una casa passiva. Avevi ragione. Questo avevi ragione per me è sinonimo di grande successo, visto che era una delle mie prime case passive realizzate. Tutte le mie paure sul fatto di vivere in una casa senza nessuna fonte di calore sono scomparse. Non abbiamo mai attivato la resistenza post-trattamento perché, parentesi, questa casa di 108 metri quadri, scusate, è riscaldata esclusivamente con un camino a legna, non vi è nessun altro fonte di riscaldamento diretto. Talmente vero che abbiamo messo per sicurezza una batteria elettrica 1 a 1 sulla mandata della VMC, ma che ancora oggi è totalmente staccato. Ma la bellezza di tutto viene dopo. È piacevole al mattino svegliarsi e avere la sensazione di aria fresca senza dover aprire le finestre. E lei cucina molto, ma non si è mai reso necessario accendere la sua mega cappa aspirante, perché non c'è nessuno nell'ambiente. In casa abbiamo una temperatura confortevole in ogni stanza e senza umidità in qualsiasi stagione. Ma la cosa più sorprendente, e qui mi ha dato fortemente ragione, basta rispettare semplici accorgimenti che ben si allineano con qualsiasi stile di vita senza stress e complicazioni. Per noi non è la priorità, ma vi è anche un isolamento acustico. Non percepiamo nessun rumore proveniente dall'esterno. In sintesi, è veramente bello vivere in una casa passiva, unico neo che ormai stiamo talmente bene a casa che non usciamo più e addirittura tutti i nostri amici tendono ad autoinvitarsi. Praticamente mi ha tradotto in maniera molto semplice cos'è una casa passiva. Un edificio da grandissimo comfort interno che consuma poco, senza tanti vincoli, dalle grandissime qualità. E guardate quanto consuma questa casa. Vi ripeto, 108 metri di casa, si scaldano solo a legna e i costi di riscaldamento per questa casa in un anno sono di 60 euro all'anno, con temperature di 20 gradi almeno in inverno in tutta la casa. Io mi ricordo ancora un WhatsApp inviatomi il 7 gennaio di qualche anno fa da Marco, il proprietario, in cui c'erano meno 7 fuori ed erano le 7 di mattina e la temperatura interna era 20 gradi,5, con il caminetto ovviamente spento alle 11. Quindi capite già qual è una delle grandi qualità di queste case. Quindi gli impianti di riscaldamento secondari non servono, qui lo grido, non servono perché per me se si installa un impianto di secondario in una casa passiva non è una casa passiva. Tornando velocemente, vi spiego velocemente cosa è lo standard passive house. Roberto, scusa, ti interrompo Sì, velocemente perché sì, se riesci a ritornare sulla slide precedente, prima di entrare proprio direttamente sullo standard passiva, perché questo è un cammino. sì, Allora, tu ne parlerai dopo più avanti della tenuta all'aria, ma ti faccio subito una sì. domanda. Qual è la difficoltà nell'inserire un camino in un edificio passivo, dove praticamente la tenuta all'aria è uno degli aspetti fondamentali, magari non solo in un edificio passivo, ma in tutto, in tutta l'edilizia costruita bene, ma in particolar modo in un edificio passivo. Che difficoltà si incontrano? Beh, le difficoltà, innanzitutto parliamo di già di 7 anni fa, quando abbiamo realizzato questa casa, era in costruzione ed era in progettazione e quindi la difficoltà era trovare un camino a tenuta stagna, perché la domanda è stata, lo sportello è a tenuta aria 100%? Molti dicono di sì, arrivano le schede e non è mai così. Abbiamo dovuto trovare un pezzo particolare speciale che ci garantisse questa tenuta e poi ovviamente abbiamo testato prima di installarlo, perché Ecco. quando si fanno le case passive, specialmente molti anni fa, era difficile trovare la componentistica per la casa passiva, i Mm. piccoli pezzi che potevano fare la differenza. Ma l'aspetto forse più difficile, che poi alla fine è un camino che ha la presa d'aria esterna, è un circuito chiuso in sostanza, che fa un po' tutto da Mm. solo, no? Ok? Ma la cosa più difficile che è stata, dal mio punto di vista, durante la progettazione, era quello di garantire non di garantire discomfort, perché la mia paura era che nelle vicinanze di questo caminetto ci fossero 30 gradi e che poi Mm. invece a fianco ci fosse molto meno. Non è così per una casa passiva, però non volevo avere queste differenze di temperatura. Ovviamente abbiamo sistemato le bocchette della VMC in un modo talmente particolare che ad oggi veramente, testando ovviamente quando abbiamo acceso il camino, non abbiamo di questi problemi. E questo forse è stato il problema più importante
dopo aver garanzia che tutto quello che era la componentistica ci garantiva la corretta tenuta all'aria. Questo è stato un po' il concetto Perfetto. fondamentale. Guarda, ti chiedo scusa se ti ho interrotto, ma No, no, ma siccome fai bene. a me è capitato la prima volta di vedere un camino nella prima casa passiva fatta in Grecia, quindi dirai un camino in Grecia, eppure i proprietari lo volevano e anche loro avevano riscontrato appunto questo problema e siccome magari molti possono pensare come un camino, però si parla di tenuta all'aria, poi alla fin fine, ecco, grazie. Ma figurati. Ma un'altra cosa, ecco perché, essendo stato una delle prime case passive, mi dicono, il cliente dice io voglio un camino, io ho scelto di mettere il camino perché e di usarlo solo come unico vettore di riscaldamento perché dal mio punto di vista su una casa passiva fino anche a 300 metri quadri ritengo che non si debba spendere per installare un impianto di climatizzazione di VMC non oltre i 20-22 mila euro, perché sennò qui diventa una deadline che io mi pongo come obiettivo fondamentale. Per cui non ho voluto metterci una pompa di calore per andare a sopperire, con la batteria di post per andare a sopperire a questa cosa, perché aveva già speso una cifra importante per andare non tanto a acquistare il camino, l'inserto, ma quanto tutto il resto, perché quello che vedete in nero è tutto un isolamento fatto in silicato di calcio appunto per far lavorare il camino come se fosse una stube. Quindi un altro dettaglio fatto durante la progettazione. Tornando al standard passive house, a parte la nuova costruzione e anche una certificazione che pochi conoscono, quella che vedete in basso, la Low Energy Building, si può ristrutturare. Si può ristrutturare con isolamento dall'esterno e si può ristrutturare con isolamento tutto all'interno. E anche qua abbiamo un fattore fondamentale, un altro cavallo di battaglia, energia primaria. A me dispiace e non capisco il motivo per il quale un salto di classe si può tranquillamente fare mettendo esclusivamente il fotovoltaico. Cioè uno è in classe A, mette il fotovoltaico, va in NZEB. Uno è in classe B, mette il fotovoltaico, va in classe A. Sbagliatissimo. Passive House non guarda questo concetto. Passive House utilizza le fonti rinnovabili solo ed esclusivamente per andare a abbassare l'energia primaria, cioè i consumi della casa. Se noi abbiamo una casa a 15 kWh, se mettiamo anche 50 kW di fotovoltaico, resta 15 kWh come certificazione. Ovviamente quello che si andrà ad abbassare non è altro che l'indice di energia primaria, che è anche uno dei parametri che devono essere rispettati durante la certificazione. E qui vedete che anche per le ristrutturazioni abbiamo la Classic senza nulla, la Plus con il fotovoltaico e la Premium con fotovoltaico e con qualcos'altro. Cosa si può fare appunto? Si può ristrutturare. Qui abbiamo una serie di esempi di tutti i tipi, dai cascinali a una casa di familiare, a un intervento, a un edificio con isolamento tutto all'interno, a una scuola, a un ambiente di lavoro. E vediamo appunto subito un primo caso concreto. Una delle nostre prime ristrutturazioni passive è un vecchio cascinale a Vespolate, in cui la proprietà ha voluto mantenere fedelmente la forma di quello originale, andando ovviamente a recuperare il fienile, quello che vedete dove c'è il tetto che scende maggiormente. Era una struttura di questo tipo ed è stata completamente rivista e portata allo standard passivo. Guardate dove si può arrivare allo standard passivo. Allora, il vincolo per lo standard passivo deve essere inferiore a 20 kWh e test a tenuta all'aria di 1 per entrare nello standard di ristrutturazione passive house. Le nuove costruzioni siamo a 15 kWh e a 0,6 di tenuta all'aria. Noi siamo arrivati per una ristrutturazione a 11 kWh e un test a tenuta all'aria a 0,36. Quindi è stato veramente un risultato incredibile per questo tipo di costruzione, quasi abbandonata, tra virgolette. Quindi capite che anche un edificio abbandonato, un rudere, quali potenzialità può avere. È stato quindi farvi capire un attimo quali sono i numeri anche di isolamento. Parliamo in questo caso qua di un cappotto da 24 cm esterno in lana di roccia. Il tetto è stato coibentato invece con 32 cm di fibra di legno e invece il pavimento verso terra con 20 cm di XPS oltre al pacchetto di sottofondo e massetto. Quindi capite già i numeri degli spessori in sostanza. E ovviamente
Anche la foto non è posta a caso perché un nodo fondamentale e l'approccio fondamentale per quando si ristruttura una casa passiva è l'aspetto proprio degli apporti, non tanto appunto per quanto riguarda appunto il serramento e ovviamente la giusta installazione del serramento all'interno dell'involucro. Guardiamo subito un impianto. Quello che vedete è un impianto in una casa passiva. Non c'è null'altro. VMC, l'accumulo da 300 litri, una piccola pompa di calore da 4 kW, era la più piccola pompa di calore all'epoca della Mitsubishi, la Ecodan, però guardate un po' i tubi esterni. I tubi esterni sono stati coibentati con doppio strato in coppelli in lana di roccia da 5+5 con pellicola illuminata appunto per evitare che la condensa vada a macchiare la muratura. Guardate questo cascinale, 285 metri quadri di superficie utile calpestabile, di cui 70 metri quadri a doppia altezza, volume 950 metri cubi, hanno un carico termico di 2 kW e 15, approssimiamo, bastano sostanza 35 lampadine da 60 watt per mantenere questa casa ad almeno 20 gradi durante la stagione invernale. Contate che oggi la tendenza dei miei clienti è stare a 23 gradi. Quindi un'altra cosa, un altro concetto è che non è che si fa un impianto tirato per avere i 20 gradi che è la base della progettazione. Assolutamente no. Si può ovviamente aumentare nei periodi più freddi della stagione, visto che parliamo di riscaldamento, il ricambio d'aria magari non 0,3 quello che consono, magari a 0,5 per avere tranquillamente 23 gradi in tutta la casa. Quindi questo è l'impianto in una casa passiva ed è costato installato 19.000 euro. Ok? Non c'è null'altro in questa casa così importante. Un altro aspetto fondamentale di una casa passiva, la qualità dell'aria. Perché il fattore fondamentale per una casa passiva è proprio la qualità, la salubrità interna. E dopo alcuni mesi di utilizzo, guardate come erano i filtri della VMC. Tutto questo è tutto quello che noi ci portiamo in casa ogni qualvolta noi apriamo le finestre. Ok? Un'altra ristrutturazione, qui siamo a Palestro, l'ho chiamata appunto ristrutturazione senza cappotto perché infatti non è stato utilizzato un cappotto. Una vecchia casa bifamiliare, metà è stata ovviamente ristrutturata con standard passive house e l'abbiamo demolita completamente, sventrata perché era una struttura fatta negli anni 60 con doppia camera, doppio laterizio 8x8 con 30 di camera d'aria. Abbiamo fatto delle valutazioni e la cosa più veloce e più facile anche a livello economico, perché un altro fattore per noi fondamentale è sono i costi-benefici, ok? Era quello di andare a demolire totalmente le murature esterne, anche perché bisognava creare appunto le nuove aperture importanti per avere maggiori rapporti, specialmente sul lato sud, e la casa è stata totalmente sventrata. Sventrata e inserito cosa? Un blocco da 48 della Eaton, il miglior blocco che hanno loro, è stato installato all'interno. Abbiamo creato un box in the box, ok? Andando poi a definire i ponti termici con il silicato di calcio anche sotto, stiferite, insomma abbiamo fatto una ristrutturazione importante anche quando l'altezza interna non era così alta da permetterci di avere un ottimo spazio di manovra soprattutto sul pavimento verso la cantina sottostante. Guardate alcune performance. Siamo a novembre 2017, quindi quando in ogni casa normale si scalda, in questa casa qui la batteria di posto non era stata ancora attivata e guardate all'interno. Questa casa è stata monitorata volutamente dalle 6 di pomeriggio fino alle 8:30 del mattino, quando non vi erano più apporti esterni, quindi il sole, perché in quelle giornate erano appunto soleggiate. Guardate la temperatura, è rimasta pressoché costante fino a poi abbassarsi a 22,7. In sostanza, malgrado quello che capitava all'esterno, la temperatura interna senza nessun apporto di riscaldamento è rimasta fondamentalmente in media sui 23 gradi interno a novembre. Okay? Va bene l'inverno, ma guardiamo anche l'estate. Monitorata tutto il giorno in una caldissima giornata di luglio, 31,8, 32,6, guardate all'interno. Quei serramenti che voi vedete, quelli grossi, sono esattamente a sud. Sono due serramenti da 3 metri ciascuno, quindi una grande esposizione a sud per l'inverno, ma anche allo stesso tempo vanno protetti in estate. Ma guardate, con una semplice protezione,
cosa capitava all'interno? 24.2, 24.1. Non si è mossa questa casa, quindi grande performance anche a livello estivo. E anche qua un impianto semplicissimo, lo stesso impianto di prima, in questa volta infilato in un sottoscala. Quindi capite l'invasività di un impianto. Attenzione però, l'impianto in una casa passiva va sempre messo all'interno dell'imborco termico, sempre. È buona norma, ovvio che se non si può lo si mette e il programma ti permette di capire quanto perde a livello appunto di efficienza la casa, se l'impianto viene messo all'esterno dell'imborco termico. E quanto costa un anno di gestione di una casa passiva? In questo caso qua parliamo di 143 metri quadri, bolletta alla mano, tutte le spese, tasse comprese, 1085 euro all'anno senza fonti rinnovabili, con una temperatura interna di 23 gradi e il canone range del 10%. Non è poco perché 90 euro di canone range su 1085 euro hanno la sua incidenza. Quindi capite anche qua quanto si spende a abitare una casa passiva e quanto è un investimento. Anche questa casa qua è stata certificata come nuova costruzione a 14 kWh metro quadro anno. Attenzione, c'è un'attenzione al blower. Vi ho detto prima, sotto i 15 kWh la posso certificare come nuova costruzione, quindi il cliente, avendo avuto già un valore di 14 kWh come efficienza, mi dice: Roberto, io la voglio certificare come nuova costruzione. Peccato che quando abbiamo fatto il primo test era 0,8 e quindi non potevamo certificarla come nuova costruzione, perché un altro fattore che io lo paragono un po' sempre alla nostra fragile normativa italiana, fragile legge 10, è che in Italia si certifica, ma la tenuta all'aria viene, se non viene pochissimo presa in considerazione, se non quasi mai presa in considerazione, in sostanza. Ma invece qua uno può arrivare a una casa a 0 kWh, ma se non superi il test della tenuta all'aria tu non certifichi. E addirittura qua eravamo a 0,8, quindi il cliente poteva tranquillamente certificarla come ristrutturazione, ma non come nuova costruzione. Lui mi ha detto: no Roberto, io voglio certificarla come nuova costruzione. Bene, abbiamo fatto una prova fumo, abbiamo riempito la casa di fumo e in sostanza, dove avete visto prima l'impianto, in un pertugio c'era un buco nell'intonaco che usciva da questa parte qua dove c'era la lavanderia. Abbiamo tappato questo buco, trovato il difetto, chiamiamolo così, in questo caso, questo buco nell'intonaco piccolino, rifatto il test 0,54 sotto lo 0,6, certificata come nuova costruzione. Quindi anche qua abbiamo tutti gli strumenti necessari per andare tranquillamente a verificare cosa succede poi e a trovare poi i difetti che ci possono essere. Si può ristrutturare anche con gusto. Questa è una casa a Cuggiono, ristrutturazione, in cui è stata rivista completamente, una casa anche qua di 265 metri quadri, importante, dove era praticamente in queste condizioni. Abbiamo rifatto fondamentalmente il tetto e è diventata così. Quindi si può anche partire da un progetto architettonico importante, di un certo spessore. E guardate il test, 0,17, un valore incredibile per una ristrutturazione. Premetto, io non sono quello che vuole il record mondiale del blower door test. A me interessa che passi il test, che venga rispettato un valore fondamentale, che io mi pongo come ristrutturazioni lo 0,8, lo 0,9, perché se no non è più pensabile andare ad aria, perché un po' il limite per andare ad aria, per fare un impianto a tutt'aria, è proprio l'1.5. Io voglio un po' di margine, ma in questo caso 0,17. Io non sono quello che chiede al serramentista, prima di fare il test, di andarmi a stringere tutti i serramenti perché voglio un test fantastico. No, io voglio farlo in maniera tranquilla, anche perché io devo sempre dire al cliente: usi i serramenti come vuoi, anche se poi fondamentalmente non li apre, però voglio le normali condizioni di uso di una casa nel blower door. E i risultati anche in una ristrutturazione sono veramente notevoli, 0,17. E quanto consuma questa casa a livello generale? 4 caffè al giorno. Una casa di 265 metri quadri, con temperature in inverno minima di 21 e in estate sotto i 25, canone REI compreso, ha speso 1.460 euro senza fotovoltaico. Le tasse erano il 64%, vedete il grafico che è stato fatto. Il cliente anche si è molto appassionato su questa casa. E se mettiamo il fotovoltaico? Da un anno ha messo il fotovoltaico, le spese di gestione sono circa 6 kW, sono scese a 300 euro all'anno, ma senza batteria di accumulo. In questo caso la batteria di accumulo non serve perché fondamentalmente il fotovoltaico, e qui siamo al nord Italia, lavora da
fine ottobre, anche se ormai ci sono ancora qualche giornata di sole importanti, diciamo da inizio novembre a inizio febbraio, quando inizia ad arrivare il sole, ma in inverno da noi specialmente giornate nebulose e quant'altro, già solo 3-4 giornate di nebulosità non permette di attivare la batteria. E quindi il fotovoltaico non serve per andare a ridurre le spese del riscaldamento, perché in una casa passiva si scalda fondamentalmente ormai dicembre, gennaio e basta. Quindi è pensabile a questo punto andare a spendere 8.000 euro di batteria solo se hai una casa, hai una macchina elettrica. Quindi questo è un altro bel confronto, quindi siamo usciti da 1.460 euro a 300 euro all'anno. Quindi capite come è importante in questo caso il costo-beneficio, 6 kW per andare ad avere 300 euro all'anno di spesa generale alla mano. E un altro fattore fondamentale è proprio questo. Qui siamo a Mantova, ristrutturare rispettando il budget. Cosa vuol dire questa cosa qua? Che il cliente non è che tutti hanno i soldi da buttare via. I clienti mi dicono: Roberto, io ho X da spendere per andare a ristrutturare questa casa, e devono essere fatte delle scelte. In questa casa la scelta è stata fatta su cosa? Sul cappotto esterno, perché a me non piace fondamentalmente mettere cappotti sintetici, usare materiale sintetico, io sono molto più per il naturale, anche se l'esterno non influisce sull'ambiente interno, però influisce sull'ambiente esterno, quello che noi andiamo a mettere ovviamente. Però in questo caso c'era una scelta da fare, e tra mettere un cappotto in lana rispetto a un cappotto in EPS c'era una differenza di qualche migliaia di euro, e di conseguenza abbiamo scelto di mettere questo tipo di cappotto, ma abbiamo rispettato le sue esigenze economiche e ha creato una casa passiva fondamentalmente. Guardate due particolarità. Abbiamo un fronte a sud molto importante, tra l'altro col serramentone molto a sud. Il cliente ha quel pino davanti, quel pino va a oscurare tutta la casa, e quel pino è stato simulato durante la progettazione. Quel pino mi toglie 4 kWh su tutta la casa. Quindi la mia casa è progettata 17, ma quel pino mi porta la casa a 21 kWh metro quadro anno. Ok? Quindi state attenti, la progettazione passiva è maniacale, bisogna guardare tutto nei minimi dettagli, perché se io ho la presunzione, lo dico sempre ai miei clienti, io ho la presunzione, io vi devo fregare da qualche parte, e dov'è che vi prego? In una progettazione veramente tiratissima, maniacale, perfetta, che mi permette di realizzare queste case senza impianti secondari. E un altro fattore, è sempre obbligatorio il monoblocco? Cioè, noi siamo abituati in Italia a realizzare queste case quando ci troviamo di fronte il foro finestra di default monoblocco, perché è più facile. Sì che è più facile, però il monoblocco costa anche 300 euro, 100-400 euro a pezzo. E se riusciamo a non metterlo, il fattore è fondamentale, perché comunque è ovvio dobbiamo mettere un cassonetto e una sola taglio termico, ma magari si riesce a risparmiare 150 euro a posizione, su 10 posizioni parliamo di 1500 euro, che non è male il risparmio. Quindi attenzione anche a questi fattori. E anche qua il test. Il test in questo caso addirittura siamo arrivati a 0,13, un'altra ristrutturazione, quindi confermo che anche i blower door sulle ristrutturazioni possono essere e possono avere dei valori molto importanti. Un altro importante intervento, qui siamo al sud Italia, in una zona bellissima, siamo a Sorrento, nelle prime colline di Sorrento, è un vecchio casale con la parte più antica insomma, in una vecchia torre saracena, che il cliente ha voluto totalmente ristrutturare e renderla passiva. In questo caso avevamo dei vincoli, perché non potevamo fare il cappotto esterno e non potevamo intervenire in certi liberamente in sostanza, ma siamo a Sud Italia, quindi in questo caso l'attenzione era più sul caldo che sul freddo, ok? Però va isolata la casa, e va isolata anche molto bene. Cosa abbiamo fatto? Una delle nostre tecniche che ormai adottiamo moltissimo, il box in the box, cioè abbiamo creato un cappotto tutto sul lato interno della casa, mantenendo quello che era l'esterno, se non andandolo veramente solo a dare un refresh totale. Andandolo però a studiare molto bene, con una struttura a secco in doppio strato di fibra di legno sulle pareti, e anche legno mineralizzato come sottofondo di compensazione, ovviamente tenuta all'aria con un telo idrovariabile, e ogni stanza in sostanza era isolata all'interno. Ed ecco alcune foto di questa ristrutturazione, e vi devo dire che la bellezza di questi due materiali, fibra di legno e argilla, perché tutte le finiture interne
state fatte sulle pareti con finiture con pannelli argilla rasati e invece sul soffitto e su tutti, perché anche tutte le murature interne hanno avuto un cappottino rasato con argilla. E già la sensazione senza VMC dell'argilla è veramente fantastica. Io non l'avevo mai provata, ma la percezione è veramente incredibile. Quindi la qualità, la salubrità è veramente percepibile all'ennesima potenza. Ed è da ultimata, è abitato ormai da 1 mese e mezzo e il cliente si trova molto bene. Vi ho messo una foto apposta, il serramento. La tendenza è quando si scende al sud e dire ma il triplo vetro non serve, è meglio mettere un doppio vetro. Guardate, io ho analizzato molto bene questo fattore, abbiamo fatto alcune prove, abbiamo fatto alcune analisi e alcuni studi, alcuni calcoli. E sinceramente alla fine abbiamo detto no, mettiamo un triplo vetro. Tanto ormai tra acquistare un doppio vetro e un triplo vetro la differenza non è così importante, però in effetti ci siamo accorti che col triplo vetro ci teneva fuori il caldo estivo. E comunque avere 3 vetri al posto che 2, sinceramente era molto meglio. E in effetti già nell'estate, anche se la VMC non era ancora attiva, l'incidenza era importante. E quindi abbiamo deciso di mettere appunto un triplo vetro. Si può anche ristrutturare un ambiente di lavoro. Questo è un laboratorio orafo a Valenza che è stato totalmente ristrutturato standard passivo. Tutto cappotto anche questo all'interno. Una vecchia struttura, una struttura tutto in ferro, difficilissima da progettare, soprattutto progettare la tenuta all'aria, perché è veramente è stato molto complicato progettare questa casa, perché il cliente comunque mi ha chiamato perché dice io voglio garantire ai miei dipendenti il massimo comfort interno. Lavorano 8 ore chinati a lavorare l'oro in maniera minuziosa e sono stufo di vedere durante l'estate quelle goccioline aggrondare su queste macchine. Voglio garantire comfort. Bene, ho letto il tuo libro, vedo certe cose, ho sentito alcune cose, voglio provare. E abbiamo provato, è ultimato, è già attivo anche questo da 4 mesi, da 3 mesi, e abbiamo fatto anche in questo caso un cappotto tutto all'interno, un cappotto interno particolare, studiato e soprattutto progettato con fibra scusate, con doppio strato di lana di roccia con lo spessore totale di 24 cm, sul solaio 28 cm anche in questo caso di lana di roccia. E come vedete l'attenzione alla tenuta all'aria, perché tante nastrature, i passaggi dei tubi, perché in questa fabbrica erano tantissimi tubi dovuti anche alle macchine. E un serramento anche importante. Abbiamo sostanzialmente mantenuto quella che era la formula, abbiamo in questo caso potuto modificare nulla del prospetto, abbiamo reinserito all'interno, questo qui lato nord, un nuovo serramento, ovviamente triplo vetro basso emissivo. E abbiamo creato appunto questo, benessere per gli operatori. Una curiosità di questo laboratorio orafo è proprio questa, che da questi banchi di lavoro che voi vedete viene estratta aria. L'aria da questi banchi è aria calda, parliamo di 5.000 volumi ora. Perché buttarla via? Fondamentalmente quest'aria calda è estratta dai banchi, ogni banco ha un piccolo canale che a sua volta si innesta in un canale primario che non va a far altro che diventare un sistema di pretemperatura per la nostra VMC. Ovviamente abbiamo inserito una valvola per la stagione estiva che qualora questa estrazione dei banchi portasse troppo caldo all'interno me la butta fuori, però solo durante la stagione estiva. Quindi capite anche come un tubo costato 1.000 € mi dà un grosso beneficio all'interno di questa fabbrica. Perché buttare via 5.000 metri cubi ora di aria calda durante la stagione invernale? Questo è un nostro cavallo di battaglia, la scuola. Forse perché ho 3 figlie piccole, ormai da 14 a 7 anni, per me questa è una cosa fondamentale, specialmente in questi periodi lo sento ancora di più il dovere, l'obbligo di poter fare qualcosa per la scuola, per le nostre generazioni future. Noi qui siamo già partiti primi del Covid, in cui ci è stato chiesto appunto di fare un intervento e siamo partiti stranamente da dove? Siamo riusciti con alcuni anche tecnici molto illuminati sotto questo verso ad andare a dirottare quello che era l'investimento per il fotovoltaico e usarlo per fare un impianto di VMC all'interno di questa scuola. Ovviamente l'idea e il futuro è quella che poi questa scuola verrà poi
progettata e realizzata con lo standard Passive House. Infatti siamo partiti, come vedete, già una simulazione energetica per capire fin dove potevamo spingerci con questa scuola. Siamo rientrati nello standard passivo, ebbene, ce l'abbiamo fatta a riuscire a portare i soldi, secondo me buttare via i soldi, questo è un buttare via i soldi e usarli per il fotovoltaico, invece usare per un ottimo impianto di VMC, per garantire comfort e benessere all'interno di queste aule. E poi questo è un po' l'emblema. Banchi nuovi o sistema di VMC? Io non ho nulla da dire, ma io molte volte penso che l'intelligenza vada usata e quando vengono fatte delle scelte vadano fatte in maniera sensata. E questo concetto di andare a usare i banchi nuovi per creare distanziamento l'ho ritenuto una cosa veramente non concepita e non pensata in maniera intelligente. Secondo me è molto meglio andare a pensare a qualcos'altro, andare a investire in qualcos'altro che potesse veramente garantire non solo oggi, ma nei prossimi anni una qualità importante. Talmente vero che ne ho proprio visto sulla mia pelle che le mie figlie vanno a scuola, sì che ultimamente non ha fatto così freddo, però ogni 3x2 aprivano le finestre per cambiare aria, quindi 25 gradi, dopo 2 secondi aprivano le finestre, metti la giacca, togli la giacca, quindi diventava una situazione veramente non di salubrità, ma di estrema insalubrità interna della scuola. E noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo installato appunto questa macchina di ventilazione meccanica e col discorso Covid abbiamo pensato di fare questo, di mettere anche un ionizzatore all'interno, che rendesse ancora più estremo quello che era l'aspetto della salubrità, quello che era voluto appunto all'interno di questa scuola. E secondo me questo è un concetto molto importante che dovrebbe essere ripetuto in tantissime altre scuole. Attenzione, il comune è un piccolo comune che ha destinato le spese normali di gestione comunale per andare a mettere questi impianti di ventilazione meccanica. Non ha preso fondi esterni, attenzione, un concetto banale ma che va comunque detto. E questo l'impianto installato, quindi ogni aula ha un'emissione in estrazione, perché ovviamente dipende da quanti alunni sono nelle aule, perché ogni aula non è uguale a livello di dimensioni, e poi tutte le canalizzazioni sull'esterno, che poi, quando poi la scuola verrà ristrutturata in maniera integrale, verranno parzialmente coperte e parzialmente lasciate a vista. In ultimo, una ristrutturazione ad alta quota. Una casa pensata come casa clima A è stata convertita in passive house. Anche questa casa qua è praticamente quasi ultimata ed è stata convertita in passive house andando a metterci qualcosa in più di quello che era la casa clima A, andando a togliere una grande componentistica a livello di impianti appunto e andandola insomma a riconvertire al top dal mio punto di vista dell'efficienza energetica. Riassumiamo un po' tutto, siamo arrivati alla fine di questi spot che vi ho fatto per andare a capire appunto cosa vuol dire struttura standard passive house. Quali sono i consumi di una casa? Fondamentalmente parliamo di €1 al metro quadro in base a superficie utile, cioè 100 metri di casa, spese €100 per riscaldarla, ovviamente tasse non comprese. Nel dettaglio, quali sono le spese in una casa passiva? 10% raffrescamento, il 20% il riscaldamento e l'altra due parti se la vanno a suddividere equamente l'acqua calda sanitaria e l'energia elettrica. Quindi capite che il fotovoltaico, specialmente al nord Italia, serve esclusivamente ad abbassare i consumi di cosa? Di energia elettrica e dell'acqua calda sanitaria. E basta. Ovviamente annulla il raffrescamento sicuramente, ma sono queste le spese quello che serve il fotovoltaico è proprio questo. Okay? E quanto costa ristrutturare una in passive house? Parliamo da 1.000 a 1.300 euro al metro quadro. Quella che avete visto voi, tutti quegli esempi, sono costati da 1.000 a 1.300 euro al metro quadro. Chiavi in mano, ok? 1.000 euro quando fondamentalmente non si interviene sul tetto, 1.300 euro quando si fa una ristrutturazione globale perché è molto più invasiva. Quindi perché oggi ristrutturare in passive house? Perché oggi è come costruire in classe A, come costi, ma meno di un NZEB, perché fondamentalmente l'NZEB è una classe A con il fotovoltaico. Quindi oggi noi abbiamo esperienza sia sulle ristrutturazioni che le nuove costruzioni, che costa come costruire in classe A, ma non classe A casa clima, classe A normata Italia. Quindi ecco perché ritengo che quando parlavo prima che siamo veramente, ci dispiace vedere buttare via dei progetti architettonici importanti, questo è il motivo perché lo diciamo. Perché vediamo grandi progetti riempiti di impianti che non hanno qualità, che non hanno salubrità, che non hanno
qualche parte zoppa, e a questo lui dispiace moltissimo. Perché passive house? Perché si può anche appunto ristrutturare, e attenzione, pensiamo anche al super bonus, perché anche qua il super bonus, attenzione, non è un intervento a zero per noi, ma è una grandissima occasione per avere un super sconto per chi vuole pensare veramente in grande e farsi una casa veramente al top dell'efficienza. Io con questo avrei concluso e vi ringrazio tantissimo per l'attenzione che mi avete dimostrato. Allora, io intanto ti ringrazio, adesso diamo spazio un attimo alle domande perché ce ne sono alcune. Lascio un attimo eventualmente pure anche questa ultima slide perché c'era un paio di persone che cercavano la tua mail. Io ho detto aspettate alla fine che così trovate effettivamente i riferimenti Ah, questo dell'ingegnere. qua, ok, ecco qua, Ecco, ecco. hanno modo, insomma, di rivedere appunto i tuoi riferimenti. Adesso un paio di domande. Ti ho lasciato Sì. parlare perché volevo che ci fosse il quadro generale di tutto quello che praticamente presentavi. E adesso torniamo un po' a ritroso, proprio alla prima casa, ad esempio, che tu hai fatto vedere, che è quella di Vespolate, dove se non mi sbaglio l'isolamento cos'erano 24 o 28 centimetri, non mi ricordo più lo 24 spessore. centimetri esterni, sì, Ok, sì, sì. perfetto. Allora, uno dei tuoi colleghi che è collegato ti fa una domanda e ti chiede se con gli isolamenti così importanti, quando all'interno della casa magari ci sono molte persone, come si va poi a smaltire effettivamente l'apporto che avviene dalla presenza dell'essere umano. Cioè si chiede, è troppo questo isolamento nel momento in cui c'è l'apporto appunto personale di un essere umano? Allora, no, nel senso che, come abbiamo detto, il fattore fondamentale è il core di una casa passiva è la ventilazione meccanica. La ventilazione meccanica è quella che ti permette appunto di continuare a areggiare tra interno e esterno l'edificio. Ovviamente la casa viene progettata per chi effettivamente l'abita, ma nel momento in cui, ma come abbiamo i casi per esempio del laboratorio orafo piuttosto che della Mhm. scuola, si va a, nel caso fondamentalmente della casa abitata perché abbiamo ospiti in casa, si va semplicemente ad aumentare il ricambio d'aria con l'esterno, e quindi permette di avere nessun problema, perché fondamentalmente la bilancia dov'è? Tolgo impianti, aumento l'isolamento, aumentando l'isolamento in maniera perfetta ovviamente per arrivare a passive house, però questa è un po' la bilancia. Ma non ho trovato finora nessun problema di questo genere. Guardate, un esempio banalissimo, perché io, visto che da tanti anni che sono in questo settore, specialmente passive house, mi sono capitate alcune esperienze veramente dirette. Mi ricordo San Gimignano, il gennaio che è stata inaugurata la casa, mi chiama il cliente, erano le 10:30 di sera, mi dice Roberto, stiamo festeggiando, insomma, inaugurando questa casa, abbiamo caldo. E io gli ho subito detto, non è che avete bevuto troppo Brunello, perché magari scherzandoci, no? E gli ho detto, guarda Marco, se per te non è un problema, aprimi il serramento tranquillamente, non c'è problema. L'unico problema è che potresti avere l'aria gelida sui piedi, perché ovviamente l'aria fredda tende ad andare in basso all'inizio, no? Quindi lui mi ha detto alla fine, fa Roberto, guarda, abbiamo aperto per un'ora la finestra, la porta, ma non abbiamo avuto nessun problema. Questa è una cosa, un eccesso, ovviamente, perché teoricamente non si dovrebbe aprire le finestre durante la così. Però avete capito che anche aprendo le finestre non ha sbilanciato niente all'interno, ma per sopperire a questo difetto, tra virgolette, delle troppe persone all'interno, basta aumentare il volume ora, qualora ce ne fosse necessità, della ventilazione meccanica. Ricambia più velocemente, tutto viene riportato a regime. Talmente è vero che questo è standardizzato da noi, soprattutto come abbiamo fatto il laboratorio Orafo, in cui hanno una flessibilità di persone all'interno. Dipende dalla stagionalità, magari hanno 18 persone, 50 persone, quindi abbiamo dovuto modulare anche l'impianto in base a questi fattori e non abbiamo avuto problemi durante le prove in questo fattore, come anche la scuola fondamentalmente. Quindi Ok. non dà problemi, perché il problema è che la casa passiva deve essere molto isolata, no? Perché se no bisogna mettere impianti. Questo è un Mm. po' la bilancia è questa, non scappiamo. Giusto. Allora, prima di fare un'altra domanda sui costi, perché c'è una domanda sui costi, te ne faccio un'altra. Ti chiedono se è Sì. possibile ristrutturare una sola unità immobiliare, ad esempio all'interno di un condominio con standard passive house, perché si pensa Allora, allora, all'isolamento del pavimento piuttosto che... certo.
Mm, Allora, è difficile, soprattutto al nord Italia, perché ovviamente dobbiamo ragionare tutto all'interno, creare il famoso, come detto prima, box in the box, no? Ok? Un punto già importante non sono tanto le pareti che si possono toccare, ci toglie un po' di superficie utile toccando le pareti. certo. Parliamo a livello generale. Quello che è da valutare però sono il solaio verso qualcun altro e il pavimento verso qualcun altro, se siamo in mezzo, perché è la fase un po' forse più critica, no, in questo caso. E soprattutto se abbiamo un interpiano alto, perché se l'interpiano non è alto non ce la possiamo fare. Anche perché diventa fondamentale fare una cosa. Noi per esempio nel laboratorio orafo, sotto quel laboratorio orafo c'è un altro laboratorio orafo che è a 20 gradi, ma noi abbiamo detto se quel laboratorio orafo per caso viene dismesso, non viene più gestito, cosa succede se non isoliamo anche il pavimento? Non è più passiva, non ha più quei valori. Quindi, come paracadute, abbiamo isolato anche il pavimento verso una zona riscaldata. Ok? Mhm, Anche per mantenere la temperatura omogenea durante sabato e domenica quando il laboratorio non è in funzione. Quindi, certo. cosa vuol dire questo? Che se per caso quei due appartamenti, parlando del solaio e del pavimento, non sono abitati e sono a 15 gradi, questi 15 gradi possono influire e sicuramente influiscono in maniera negativa sul nostro appartamento. Quindi bisogna ragionarla molto bene sull'appartamento, soprattutto al nord Italia. Diventa molto difficile al nord Italia, però non impossibile. Bisogna avere alcune caratteristiche insomma, da valutare. Quello sicuramente. In parte hai risposto già quando adesso hai fatto l'esempio, ti sei rifatto all'esempio del laboratorio Oracle, perché ti viene chiesto, in relazione in pratica a tutte le strategie di retrofit sull'esistente, è possibile effettuare interventi reversibili e riadattabili a seconda delle esigenze future, nell'ottica poi anche della salvaguardia appunto un po' dell'esistente. Quindi è possibile fare gli interventi di riqualificazione del passato che possano domani essere reversibili e quindi riadattati alle nuove esigenze in pratica del vivere o del lavorare. Allora, fondamentalmente io potrei rispondere anche di sì, ma perché questo? Perché una casa passiva viene concepita un po' senza divisori interni, come se fosse un capannone senza suddivisione, quindi l'involucro esterno, fondamentalmente. Quella della nostra scatola deve dare una performance, ok? Ed è quello che si va a calcolare. Poi ovviamente viene affinata nel momento in cui va gestita poi e ricalibrata la VMC in funzione di un singolo ambiente, con un altro tipo di discorso. Se c'è già l'intenzione, ovvio come tutte le cose, ma come tutti i tipi di interventi, si potrebbe essere calibrata, certo, ma bisogna avere già un'idea chiare già un po' dall'inizio, no? Pensare che potremmo fare qualcosa di diverso. Perché, ma fondamentalmente la variante è sulla VMC, perché la casa è Mm. quella, l'esterno è quello, ovvio, perché è già stata progettata ovviamente a livello esterno per avere i massimi apporti solari durante la stagione invernale, ridurre quelli che sono invece i difetti estivi sull'ove, insomma, è già stata studiata a livello esterno. Può essere Mhm. rimodulata all'interno, sicuramente, e va eventualmente riaffinata, però si può fare, sì, sì. Non è mai ancora successo, però ritengo che si possa fare. Ok, allora un altro partecipante ti chiede se sei proprio sicuro che non sia indispensabile un impianto radiante a pavimento, magari alimentato da una pompa di calore in determinati casi. Assolutamente no, assolutamente no. Proprio, guardate, anch'io ho avuto paura, perché specialmente uno dei primi interventi è stato a San Gimignano. Il cliente dice: Io voglio una stufa a legna e basta. Quindi capite la mia paura. Ho detto: Solo una stufa a legna. No, perché ho visto, ma soprattutto perché il software Passive House, il PHPP, è veramente blindato. Cioè quello che lui ti calcola è quello che poi tu riscontri effettivamente nella realtà. E io tutte le case finora realizzate, e per fortuna ne abbiamo già fatte molte, non mi hanno dato mai nessun problema in questo senso. Ma capite anche che un impianto così tirato, tra virgolette, perché parliamo di pompe di calore su edifici importanti, non so se vi ricordo Vespolate, Mhm. 285 di superficie utile, pompa di calore da 4 kW, 4 kW che gestisce riscaldamento, raffrescamento e acqua da sanitaria, ma attenzione, con una batteria di post che gira a 0,3 volumi ora e al massimo a 0,5, capite anche quella potenza è ridotta. No, perché quei 2 kW sono 2 kW. Guardate, se mi dovete chiedere qual è l'impianto low cost per una casa passiva, è un termosifone, vi direi un phon, però phon non si può sempre chiedere. È un termosifone elettrico
neanche ceramicato, che vai a prendere l'Euronics, lo metti in casa e lo accendi. Quel calore viene preso, portato alla VMC e distribuito in tutta la casa. E costato 200 euro, 300 euro, quelli più belli. Qual è l'impianto? Ve lo dico di no con estrema presunzione e certezza perché, ripeto, se no mi avrebbero già ammazzato. Sono tutti i miei clienti a cui ho fatto la casa mi avrebbero già ucciso. E le abbiamo fatte fortunatamente in varie zone d'Italia, dal centro al nord e anche al sud Italia. E finora senza problemi. Perché abbiamo la Allora, certezza dei carichi, ok? perfetto. Allora, altra domanda proprio veloce, se è indispensabile il silenziatore nella UMC? Sì, va Ok. progettato, sì, sì, sì. Anche se andiamo a pochi volumi ora, però, perché non parliamo di, perché molte volte quando si pensa all'aria, andare ad aria, si parla del volume ora. No, 0,3, 0,5, 0,6 massimo volumi ora, quindi non c'è rumore, però i silenziatori sì, sì. Ok, perfetto. Poi torniamo un attimo un po' ai costi che hai menzionato in pratica Sì. verso la fine. Ti chiedono se comprendono anche le spese tecniche e se non dovessero No. comprendere le spese tecniche, quando incidono poi invece. Ma le spese tecniche, beh, io non vi dico cosa prendo io direttamente per quello che prendiamo noi per Volevo intervento di sapere, questo tipo, proprio però incidono veramente poco, meno di un 10%, ma molto meno di un 10%. Poi dipende perché, per esempio, ripeto, noi arriviamo generalmente in seconda battuta perché facciamo di supporto allo staff tecnico dove c'era già un progettista architettonico che gestiva già la commessa. E Mhm. quando ci è capitato, perché alcune volte ci chiedono di fare noi direttamente, anche se non è la nostra natura, perché non lo facciamo mai, perché noi vogliamo invece fare altro, incidono meno di 10%, perché, ma quello che facciamo noi fondamentalmente è prendere un progetto architettonico e portarlo in cantiere con tutto, dettagli costruttivi, tutto. Quindi togliamo già una parte importante di lavoro, magari anche invasiva, no? O difficoltosa per un progettista per andare in cantiere, quindi meno di 10% sicuramente, non hanno spese, guardate, e le spese che molti dicono, ma le nostre, le mie, parlo di noi, siete un extra costo, io dico, vabbè, siamo un extra costo, però alla fine questo extra costo viene tranquillamente pagato già solo con il risparmio che abbiamo sulla parte impiantistica, tranquillamente. Ok, Quindi, perfetto, certo, ci siamo. Allora, aspetta che ho ancora un paio di domande. Allora, avevo scritto in privato al partecipante, ma forse non ha ancora visto la mia domanda, perché chiedevano come risolvi il problema tra UMC e cappa di aspirazione. Ora volevo capire qual era la cappa di aspirazione in oggetto, in pratica. penso che Eh, si parli della cappa della cucina. la cucina, ecco, anch'io Sì. intendevo quella, per cui... Guardate, è banalissimo il concetto. Non pensate che per quei 10-15 minuti che io apro la K c'è uno scompenso alla VMC, perché la VMC va, noi, attenzione, noi la VMC la andiamo a testare e a progettare in maniera importante, perché la VMC non è che si installa e pronti via, va regolata ambiente per ambiente. Quei 10-15 minuti in cui la K è attiva non dà nessun problema, il problema più fondamentale di una K è la tenuta all'aria, perché nel momento in cui apro se quella K è aperta H24 non c'è più la tenuta all'aria. Basta metterci una valvolina all'interno o meccanica o all'interno che gestisce la chiusura della K al momento in cui si apre, ma quel momento, ripeto, abbiamo fatto un laboratorio orafo in cui di K ne abbiamo viste tantissime, con dei volumi ore importanti Mm. e se gestite in maniera importante, progettate, valutate, studiate, calcolate, non c'è problema. Specialmente nella casa, vi dico io che non c'è problema anche in questo caso. Non sbilancia Ok. nulla. Di solito tu utilizzi dei sistemi domotica ed eventualmente per anche controllare, che ne so, gli schermi esterni, quelli oscuranti, eccetera, oppure Allora, istruisci allora il comandante finale. io ritengo la parte smart della casa moda, ma che serva anche, perché ovviamente diventa un fattore anche importante per la gestione della casa. Cioè l'eccesso diventa moda, la giusta no. Ma fondamentalmente noi mettiamo il famoso on-off generale di chiusura degli oscuranti esterni, quello più gettonato, e il singolo su ogni singola posizione per la gestione. E poi il resto, tranquillo, ovviamente rilevatori, di VOC, VOC e quant'altro, ma nulla più.
Poi il cliente sceglie quello che vuol fare nella sua casa, però guardate, io mi ricordo mia nonna, il gesto di mia nonna, e lo ripeto sempre, io ho una casa dove abitavo importante, molto esposta a sud, e mia nonna al mattino in estate la prima cosa che faceva è andare a prendere le persone e chiuderle, poi diceva Roberto entra il caldo. La casa passiva è fondamentalmente uguale. Cioè basta gestire in maniera molto semplice gli affacci, le esposizioni, quelle più importanti, anche se ovviamente va progettata già a monte una casa passiva, stando molto attento non tanto al sud quanto all'ovest. Ma la domotica la ritengo un fattore importante sotto alcuni aspetti, e il resto diventa un optional, no, della nostra casa, perché la casa la paragono fondamentalmente a una macchina. Quindi è un sedile in pelle, l'extra domotico è un sedile in pelle di una macchina, fondamentalmente. Ottimo. Io adesso ti faccio una domanda che forse magari potrà sembrare banale, però volevo capire con te se Sì. c'è un approccio differente, nel momento in cui si progetta Passive House tra una residenza, un terziario o una scuola, un edificio pubblico, diciamo, che quindi hanno dei tempi anche di occupazione diverse, delle attività diverse, o se invece cioè, l'approccio è abbastanza standardizzato, è quello, perché provo a pensare ad esempio, adesso faccio una piccola, come posso dire, una piccola parentesi anche se non c'entra niente con questo. Penso ad esempio al protocollo a Casa Clima, che c'è un work and life, c'è un hotel, c'è un school, eccetera, che qui prende in considerazione determinate caratteristiche, ad esempio, di un edificio. Volevo capire appunto invece dal punto di vista dello standard passivo, della progettazione passiva, se effettivamente c'è il medesimo approccio o se c'è un approccio differente. E te lo dico come, visto che tu hai esperienza appunto su questa tipologia di edifici. Allora, fondamentalmente Passive House è proprio tedesco, nel senso c'è questo e c'è questo. Casa Clima è un po' più italiano, Certo. io sono anche consulente Casa Clima, Mm. hanno voluto diversificare, passatemi il termine, con dei brand, quello che è la Mhm. scuola, quello che è il resto, no, del Sì, panorama sì. Casa Clima. Io ho detto una cosa all'inizio, Passive House non certifica ma progetta la casa. Quindi questa parola progettare vi fa capire che in base alla situazione in cui ci troviamo di fronte dobbiamo andarla a progettare. E noi col PHPP, questo fantomatico software in base Mm. Excel, ci permette di andare a valutare tutte queste cose in maniera veramente molto, molto chiara e molto precisa, capendo appunto cosa succede quando abbiamo un edificio abitativo Mm. classico, quello più semplice, e invece nel momento in cui abbiamo edifici molto più complessi, molto più articolati, con presenze discontinue, quel che è appunto una scuola, o appunto un ambiente di lavoro, che, attenzione, guardate l'ambiente di lavoro proprio di Valenza. Il difetto era questi 5.000 metri cubi ora. Non erano tante le persone in quel momento lì che potevano darci un problema, ma soprattutto i 5.000 metri cubi ora che queste macchine aspiravano. Qual era il problema fondamentale? L'abbiamo valutato e l'abbiamo risolto. Va studiato molto bene perché la progettiamo la casa. Quindi Passive House fondamentalmente non ha queste differenziazioni tra una struttura, una tipologia di struttura se pubblico-privata, terziaria e quant'altro. Fondamentalmente ti obbliga a progettarla, devi essere bravo tu, insomma, capire le situazioni e raffarciarti agli strumenti che tu hai per riuscire a trovare una soluzione quella più idonea, necessaria, collaborando, chiedendo, interessandosi, capite? E No, riferendo no, ovviamente alle normative che ci sono per il cambio d'aria, quello sicuramente. questo è fondamentale in pratica. Sì. Tra l'altro Come avete volevo... visto, scusa Lara, Prego, discorso prego. della scuola. Ogni Sì. aula aveva, a differenza di quello che capita in una casa in cui abbiamo a livello generale le bocchette di emissione nei locali nobili, l'estrazione nella cucina, bagni, ripostigli e cabine armadio, quindi generalizzati in questo caso qua, quindi ogni stanza ha la sua bocchetta, invece Mm. nelle aule, in questo caso qua, avevamo estrazione di emissione. Quindi ogni Ok. aula, perché? Perché in ogni aula abbiamo aule diverse di dimensioni, non bastava fare un bilanciamento classico come si fa nelle case passive, nelle scuole invece era necessario invece andare a creare una ventilazione puntuale
all'interno di una generalizzata, perché in base a quante flusso di persone c'erano in questi ambienti, ok? Ok, perfetto. Ci stiamo praticamente avviando alla fine in pratica di quest'ora che abbiamo passato assieme. Io vorrei sottolineare una cosa, ma questa lo sottolineo alla fine, ma vorrei farti una domanda che io normalmente faccio a tutti coloro che vengono a presentare tutta una serie di loro progetti, insomma. E volevo capire quanto è importante, chiedo sempre, il cantiere, perché tu hai parlato appunto di progettazione, di progettare benissimo, di progettare in modo Sì. più che ottimale un edificio. Allora io ti chiedo, che differenza, cioè, qual è il passaggio? Perché a me è capitato in uno degli ultimi webinar che abbiamo fatto, cos'era, mi sembra a settembre, quando si presentava una scuola passiva che ha già un po' di anni alle spalle, e che il progettista diceva: non è più come quando abbiamo fatto quella scuola che era il 2003-2007, quel che era, adesso le maestranze sono già pronte, o almeno quelle con cui lavoro io. Allora ti ribalto a te la domanda: qual è? C'è veramente questa difficoltà nel riuscire a realizzare in cantiere quello che bene si progetta prima? Oppure anche tu ormai ti sei circondato da imprese, artigiani che sanno lavorare bene ormai? Allora, faccio una premessa. Io sono nato in cantiere. Io, papà e nonna avevano un'impresa storica, quindi io da sempre andavo già da piccolino, anche durante l'estate, quando ero anche più grandicello, in cantiere. Ho voluto fare ingegneria facendo tutte e due, lavorando e studiando, perché io sono un amante della pratica. Io volevo capire prima di progettare. E quindi ho avuto questo grande plus in più, questo valore aggiunto che applico giorno per giorno nella costruzione. E quindi sono molto attento alle imprese. Faccio una premessa, io ho lavorato con imprese che non hanno mai avuto a che fare con la casa passiva, ok? Ma non è una cosa difficile, nel senso che serve il buon senso, la voglia di fare, l'umiltà di fare, fondamentalmente serve quello. Ovvio, ci vuole il controllo, ovvio che un po' di pressione psicologica alle imprese va fatto, dicendole guarda che se c'è un difetto io te lo trovo, vedete fondamentalmente il test, la prova Mm. fumo su quella casa. Vuoi un controllo ormai dal mio punto di vista abbastanza mirato, io vado giù in quelle volte miratamente e riesco a capire dove c'è un problema. Però vedo che le imprese, quelle che poi prendono effettivamente il lavoro, invece rispondono molto bene. Ovvio che poi l'impresa che ti ha fatto una casa, magari la vai a consigliare se nelle vicinanze, quando c'è un'altra casa e magari prende il lavoro la stessa impresa. Però fondamentalmente, ragazzi, ho lavorato anche a Napoli. Io ho avuto paura ad andare a Napoli, ma non perché è Napoli, ma perché, ma sì, ma sì, ma facciamo. No, e invece vi dico, una ristrutturazione così difficile, perché parliamo di tutto un cappotto a secco all'interno, particolare, con teli, insomma, era veramente molto particolare. Gli artigiani, erano un gruppo di artigiani, mi hanno fatto un lavoro fantastico. Quindi capite che bisogna però dargli le regole, essere inflessibili, non usare il condizionale, si fa e si fa. Ovviamente quando io faccio il computo metrico c'è quel materiale e quel materiale devo vederlo in cantiere, se no torno indietro, a meno che di comune accordo non c'è stata una variazione contestualmente accettata, se no quello è regole ferree. Qui il condizionale non serve, solo così si riesce a fare un bel lavoro. E poi io ho notato che quelle imprese che con tutte ho iniziato la prima esperienza sono appassionate. E perché oggi non c'è un'impresa qualificata, perché magari ci sono delle imprese qualificate, però magari sono distanti da te, no? Ovvio che è più facile con un'impresa che l'hai già fatta. Però trovo che non c'è nessuna difficoltà in tal senso. Ovvio che il cantiere va controllato, e per me il cantiere è la mia vita, no? Posso dirlo Mhm. chiaramente perché è il mio Certo, must. E quello che certo. faccio è che durante la fase di progettazione cerco di andare molto incontro all'impresa sotto tutti i punti di vista, no? Proprio per agevolarla, so le difficoltà che può avere un'impresa e nella progettazione la agevolo in tutti i modi. Perfetto.
Allora Roberto, siamo arrivati praticamente alla fine di questa ora, ora e un quarto assieme. Io ti riporto un po' saluti e complimenti anche dei partecipanti, Grazie. alcuni credo tra l'altro che tu conosca, ma non faccio i nomi, insomma, eventualmente poi ci Ok, sentiamo in in privato privato. per Ok. questo, perché mi sembra insomma una cosa doverosa. Io naturalmente ti ringrazio, come dico sempre, per aver condiviso proprio questa tua esperienza e soprattutto questa tua passione che assolutamente si sente da come spieghi, da come parli e da come condividi proprio la tua esperienza. Mi dispiace continuare a dire esperienza, ma credo che questa sia fondamentale nel momento in cui si approccia a questo tipo Ma di infatti, educazione e io di sai, disciplina, tra sai l'altro. cos'è la cosa bella? Ti fermo un secondo, mi hai detto la passione. Sapete dov'è la cosa più bella di queste case passive? Che all'inizio hai un cliente davanti, finisci la casa e è un amico. Mm. E questo bello, perché io con tutti i clienti a cui ho fatto la casa anche da anni, immancabilmente ci sentiamo, ma non per parlare della casa, ovviamente io di default sono il primo a Mm. chiedere, ma come ti senti? Ancora, va ancora tutto bene? Qualche problema? Perché ovvio ti viene. Però mi sento regolarmente, ci confrontiamo, ci facciamo gli auguri canonici, insomma, è Mm. bello questa cosa. A me la cosa più bella che mi ha colpito di queste case, forse no, io non sono un sognatore, però vedo proprio che è una casa che dà emozioni, no? E queste emozioni e quella bellezza di creare comunque ambienti sani, puliti, che consumano poco, alla fine ovviamente anche Mm. un altro potere, quello mi soddisfa molto perché so di dare un contributo, insomma, a chi mi chiede di fare una casa per presente, futuro. Questo è un po', ecco, da dove arriva la mia passione. Sono i miei clienti che mi trasmettono la passione, E questo è quindi mi danno la fondamentale, dai. forza, certo, Mm, certo. mm. E tra l'altro io vorrei chiudere questa ora passata assieme sottolineando una piccola cosa che mi è balzata subito all'occhio nel momento in cui tu hai iniziato a parlare, perché in una delle prime slide tu hai detto collaborare, se non mi sbaglio, se non Sì, erro. sì, E mi piace sottolineare questa cosa qua perché la scorsa settimana nell'Enzeb Talk, che se vuoi è una sorta di chiacchierata che noi abbiamo iniziato a fare con dei progettisti, con delle persone che comunque che lavorano nell'ambito degli edifici a bassissimo consumo energetico ed eravamo con l'architetto Manuel Benedicter, credo che tu lo conosca sì, bene. sì, Io gli ho chiesto se c'è qualcosa che si può fare per il futuro e che non è stato ancora fatto. E lui ha detto che si parla tanto di progettazione integrata, ma il più delle volte questa progettazione integrata non c'è, perché vero, proprio è come se ci fosse una sorta di gelosia nella condivisione del proprio sapere, della propria esperienza, del proprio lavoro. E lui ha detto, noi possiamo migliorare in quel modo lì, poi naturalmente sotto altri aspetti, ma lui ha sottolineato questo e a me è piaciuto tantissimo il fatto che tu abbia iniziato questa tua presentazione dicendo che bisogna collaborare e questo per sì, me è stato effettivamente il filo che ha unito in pratica, se vuoi, la conversazione della scorsa settimana e la tua presentazione oggi, insomma, che non dobbiamo comunque dimenticare, perché anche il fatto che tu abbia portato questi tuoi lavori è un modo per condividere, quindi per iniziare certo, eventualmente anche delle collaborazioni, piuttosto che insomma anche riuscire a conoscere delle persone che condividono magari anche la stessa passione e ce ne sono certo, diversi che hanno certo, scritto che ti fanno naturalmente i complimenti per la passione che è anche poi anche la loro, insomma. Per cui certo. questa è stata veramente una cosa che mi ha fatto molto, molto piacere Bene. e che mi preme un po' anche sottolineare perché significa che non si è ancora raggiunta proprio quella progettazione integrata come dovrebbe essere, insomma. Per cui Assolutamente no, purtroppo ecco, no, purtroppo no. uno sforzo da parte di tutti, bisognerebbe naturalmente farlo. Per cui allora, Roberto, grazie. No, grazie a Io, voi e grazie a tutti quelli che mi hanno sentito, se vi ho stufato, spero proprio di no, che questo abbiate colto qualche messaggio importante. ecco, questo è fondamentale. Volevo solamente dirvi una cosa a tutti quelli che che hanno partecipato e rispondendo anche a un paio di voi. Le slide che avete visto non possono essere rese disponibili per il semplice motivo che
essendo una startup ci sono dei problemi insomma di copyright nella condivisione dei materiali ancora per un po' di tempo. Però avete, vi ricordo, la possibilità di andare a rivedere questa nostra chiacchierata sul canale YouTube Edicom News, per cui se volete andare a rivedere eventualmente qualche passaggio potete andare appunto a rivedere, rivedete in pratica la registrazione di questo pomeriggio. E poi naturalmente ricordo anche a tutti voi Edicom Eventi, il nostro sito dove potete trovare tutte naturalmente le iniziative online, tutte le web conference che noi stiamo portando avanti in questo periodo, che continueremo, mi pare di capire, a portare avanti ancora per un po'. Tra l'altro io, per chi naturalmente è interessato, do appuntamento alla prossima settimana, sempre a martedì, dove andremo a parlare di una riqualificazione di un ufficio in prima istanza, anche questo fatto in standard passivo e tra l'altro diversi anni fa, per cui quando si iniziava un po' a parlare di efficienza energetica, diciamo, della materia dell'efficienza, anche se poi andremo a vedere un cascinale del 1700 anche che è stato riqualificato. Per cui due progetti a confronto. Nel frattempo io ringrazio ancora una volta naturalmente Roberto, Grazie ringrazio Lara, grazie a tutti. tutti e auguro a tutti voi naturalmente buona serata e soprattutto, perché no, un futuro progetto in standard passivo, magari collaborando con l'ingegner Viazzo. E quindi questo è l'augurio che io vi faccio e naturalmente vi auguro buona serata. Grazie a tutti e alla prossima.